Buonasera a tutti, bentrovati. Continua il nostro percorso di terzo livello. Abbiamo qui con noi questa sera Marco Visentin, che è il nostro coordinatore didattico regionale. Ci conduce questa sera, l'abbiamo già avuto, già lo conoscete, questa sera facciamo un altro pezzo di percorso insieme con lui e ci conduce in questo magnifico mondo del cacao e del cioccolato con tutte le preparazioni, insomma, collegate. Prego a te Marco, buona Eccoci. lezione. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, benvenuti alla forse lezione più attesa dell'intero corso, insomma, così, insomma. Lo dico un po' scherzosamente perché? Perché il cioccolato piace a tutti. Il cioccolato piace a 9 persone su 10, però la decima persona mente, ecco, nel senso che dice una bugia. Perché il cioccolato piace a tutti? È qualcosa che è nascosto da qualche parte nel nostro cervello. È ricco di potenzialità, è ricco anche di capacità di farci star bene. Quante volte quando siamo un po' giù ci mangiamo un pezzo di cioccolato e ci tiriamo su. Tuttavia, noi oggi dobbiamo focalizzare due aspetti. Il primo, che differenza c'è tra cacao e cioccolato, ma soprattutto provare a, anche se online, a pensare di avere del cioccolato in bocca e quindi a tradurlo in sensazioni gusto-olfattive. Nel senso che tra i vari cibi e tra le varie preparazioni dolci, ma in particolare il cioccolato fondente, tra i vari cibi il cioccolato è quello più potente. È talmente potente che l'abbinamento con il vino è qualcosa di intrigante, qualcosa di non facile, qualcosa da scoprire assieme. Cioè, proveremo a capire le sensazioni gusto-olfattive assieme, seppur online, e poi a pensare che tipo di vino poter abbinare. Quindi che differenza c'è tra cacao e cioccolato? Che cos'è il cacao? Che cos'è il cioccolato? Molte sono le varietà di cioccolato, conosciamo il cioccolato al latte, fondente, cioccolato bianco, però l'abbinamento con il vino diventa qualcosa di difficile, di intrigante, di non semplice da una parte, attenzione, di non semplice, di non banale, non è banale. Un abbinamento ricercato, proveremo a scoprirlo assieme, ecco, questa è un po' l'idea. Quindi proviamo, seppur, ripeto, online, a pensare quali potrebbero essere le sensazioni gusto-olfattive e le caratteristiche quindi sensoriali di un cioccolato. Proviamo a pensare a un cioccolato fondente al 76%, 80%. Succulenza. Intanto mi permetto di dire, amici, prendete carta e penna e segnatevi un po' alcune cose che vi suggerisco. Perché? Perché questa è una delle caratteristiche essenziali del cioccolato, in particolare il cioccolato fondente. Succulenza. Provate a pensare di assaggiare, prendere in bocca un pezzo di cioccolato e sarà impossibile deglutirlo. Impossibile deglutirlo se non dopo aver prodotto un'estrema quantità di saliva. Estrema, cioè una succulenza estrema. Intrinseca o indotta? È principalmente indotta, seppur alcune preparazioni, sto pensando a un tortino caldo, cuore caldo, può avere una succulenza anche intrinseca. Quindi attenzione, succulenza indotta. L'altra grande caratteristica, importante caratteristica del cioccolato è la tendenza a marognola, la stringenza. Caratteristiche che abbiamo trovato nelle carni alla brace oppure in alcuni vegetali, la tendenza marognola. Qui lo troviamo in una preparazione che potrebbe essere, tra virgolette, dolce. In realtà è una componente essenziale, importantissima come caratteristica sensoriale, proprio la tendenza a marognola e la sua stringenza, cioè questa rugosità interna. Poi attenzione, persistenza gusto-olfattiva, struttura estrema, grassezza. Vedremo come nel cioccolato sia presente una componente di grassezza che diventerà grassezza dopo averlo scaldato, cioè dopo che il cioccolato avrà toccato
la nostra mucosa del cavo orale, portandosi a una temperatura nella quale si scioglie naturalmente. E poi una dolcezza latente, variabile, perché nel cioccolato fondente può essere variabile, seppur invece nelle preparazioni dolci è evidentemente sempre presente. Quindi la dolcezza, stiamo parlando di dolci, è qualcosa che comunque è sempre presente. Ma sottolineatevi, succulenza, tendenza marognola, 2 elementi fondamentali per tradurre concretamente le caratteristiche sensoriali del cioccolato. Valori nutrizionali? Certo, polifenoli, tannini, flavonoidi, vitamine, minerali, magnesio, ferro, insomma sono tantissime le caratteristiche come valori nutrizionali del cioccolato. Teobromina, caffeina, teofilina. Ebbene, queste piccole sostanze in realtà vanno a toccare alcune parti del nostro cervello facendoci sentire bene, facendoci sentire meglio. È proprio vero che a volte, quando siamo un po' giù di morale o quando vogliamo sentirci bene, un pezzo di cioccolato in effetti fa bene e allunga la vita. Dove si colloca la pianta di cacao? La pianta di cacao si colloca in quella fascia equatoriale dove troviamo un clima tropicale, ma è antichissima come pianta. Veniva chiamata Theobroma, cibo degli dei, chocolat, acqua amara, ma siamo veramente migliaia di anni fa, cioè i Maya, gli Olmechi 2000 anni fa, gli Aztechi, cioè utilizzavano questa bevanda ricavata da questa pianta tropicale per probabilmente dei riti religiosi. Poi si è trasformata nel tempo. Cristoforo Colombo l'ha trovata e l'ha riportata insomma in Europa, e tutto il mito della ricerca alla realizzazione del cioccolato è stato tutto ciò che ha caratterizzato un po' il nostro continente, in particolare i francesi, dal 1800 in poi, ecco, quelli che venivano poi chiamati i pionieri del cioccolato. Perché? Perché da una pianta, da una polvere mescolata invece a burro di cacao, a mandorle, a vaniglia e anche a frutta, insomma si è inventato qualcosa che tutto sommato potremmo anche definirlo recente il cioccolato che attualmente conosciamo, ma tutto nasce da una polvere misteriosa chiamata polvere di cacao, da un albero di cacao che deriva addirittura da 2000 anni fa, in una fascia tropicale, in una fascia equatoriale. Qual è questa fascia equatoriale? Guardate, è questa fascia centrale in questa cartina. Parliamo di Ecuador, parliamo di Venezuela, buona parte del Brasile, una parte centrale, ecco, della Costa d'Avorio, e poi anche l'Indonesia e la Guinea e la Nuova Guinea. Qual è il problema di questa zona? Il problema di questa zona è che qui possiamo produrre sicuramente la materia prima, chiamata polvere di cacao, ma difficilmente in questa zona possiamo produrre cioccolato. Vedremo la differenza. Quindi nella fascia equatoriale noi produciamo la materia prima, la polvere, quella polvere impalpabile che obiettivamente noi conosciamo come cacao, ma poi questa polvere, o meglio queste fave, dal quale poi si potrà produrre una polvere infinitesima, impalpabile, queste fave di cacao devono essere spostate dalla zona equatoriale. Perché? Perché la temperatura media nella zona equatoriale è una zona con temperature elevate, quindi difficilmente in queste zone qui si riesce a produrre del cioccolato. Si dice in effetti che il cacao a un certo punto affronta un lungo viaggio, questo lungo viaggio per raggiungere il nostro continente, il continente quindi europeo, americano e altri, dove si potrà invece produrre, mescolandolo assieme ad altri componenti, delle tavolette chiamate oggi cioccolato. Ma lo vedremo in dettaglio tra un attimo. Da dove allora arriva questa polvere infinitesima? Arriva da un frutto, da una pianta di cacao, ma in particolare da un frutto chiamato
cabossa, segnatevi questo nome. Il frutto ricorda un po' un melone, una papaya, e può essere verde, giallo, arancione in base alla tipologia. Ciò che a noi interessa però è il suo interno. Una volta raggiunta la sua maturità, ci interessano però questi semi che sono al loro interno. Questa polpa bianca avvolge queste fave, è una polpa bianca mucillaginosa, che piace un po' ai parassiti un po' di questa pianta, ma che sono scimmie, scoiattoli, topi, che sono ghiotti insomma di questa sostanza, seppur questa sostanza ha una, come si può dire, una sensazione gusto-olfattiva astringente, cioè nulla sa di cacao di queste fave, nulla sa di cacao di questa cabossa, dobbiamo trasformarla e quindi dobbiamo togliere questo aspetto mucilaginoso e vedremo tra un attimo perché e come. Qui si vedono un po' meglio. 5 file, circa 1 chilogrammo di fave, dalle 30 alle 40 fave ogni cabossa. È pur vero che questa polpa bianca è qualcosa che in questo momento a noi potrebbe essere eliminabile, ma non è facile, perché per eliminare questa sostanza bianca che avvolge invece le fave di cui noi abbiamo bisogno, dobbiamo procedere ad una fermentazione, ma di questo lo vediamo tra un attimo. Le varietà botaniche da ricordare principalmente sono 3: criollo, forastero, trinitario. Sono più di 50 le varietà, attenzione, però queste 3, che a volte si identificano in questi macro colori verde, giallo e rosso, sono, tra virgolette, i cru di cioccolato. Cosa significa i cru di cioccolato? Sono quelle fave che portano profumi ricercati di eccellenza. Conosciamo i cru del vino e conosciamo anche i 3 cru principali: criollo, forastero, trinitario, o meglio le varietà botaniche di eccellenza. Segnatevi questi 3 nomi perché? Perché vi invito a cercarli, ecco, in negozi specializzati, per esempio un criollo del Venezuela, oppure un forastero insomma del Centro Africa o il trinitario. Quindi proviamo a cercarli, ecco. Attenzione, possono essere, come si può dire, anche un po' costosi da un certo punto di vista, però insomma può essere un'esperienza, facciamoci un regalo, ecco. Criollo quindi, indigeno, è solo il 10% della produzione mondiale. Vi invito veramente a cercare delle tavolette di cioccolato fondente criollo del Venezuela, un'esperienza veramente particolare, magica, avvolgente, con persistenze enormi, potenze enormi, evoluzione anche nel tempo, cioè nel tempo in termini orizzontali di permanenza in bocca. Quindi proviamo a cercarli. Criollo, forastero, significa foresto, straniero. L'80% della produzione mondiale, aromi forti, usato come blend spesso in tantissime ricette, insomma, per realizzare del cioccolato. E poi il trinitario invece è un incrocio tra i due. Interessante il fatto che si identificano anche da colori diversi e da zone diverse. Ecco. Però ricordiamoci, zona equatoriale, trinitario, forastero e criollo. Come si ottiene quindi il cioccolato? Adesso vediamo questi passaggi qua. La raccolta delle cabosse, la fermentazione, l'essiccamento fino ad affrontare il lungo viaggio dove verrà tostato, verrà realizzata una granella, una polvere impalpabile. Ci sarà la necessità di separare di questa massa non uniforme, va bene, di questa poltiglia, separare quindi la polvere di cacao dal burro di cacao per realizzare poi un cioccolato. Lo vedremo tra un attimo. La raccolta delle cabosse si fa a mano. La raccolta delle cabosse ancora oggi nelle zone equatoriali si fa a mano, ma non solo, si taglia anche a mano e si estraggono, vedete, da questa cabossa queste fave. Qui si vedono un po' meglio. Queste fave che sono raccolte, abbiamo detto, in 3 file, ce ne sono circa una quarantina all'interno e genericamente pesano circa 1 chilo. La fermentazione invece è qualcosa di importante perché è un'operazione che ha il compito di
togliere di fatto quella sostanza mucillaginosa che avvolge le fave. Vengono introdotte all'interno di casse, rimangono per circa 10 giorni, 5 giorni, 10 giorni, ma la fermentazione innesca di per sé degli aromi di precursione, cioè attraverso la fermentazione si realizzano i precursori degli aromi, la potenza degli aromi, tutto ciò che troveremo dopo, perché ancora adesso in questa fase di fermentazione nulla profuma di cacao, nulla è profumato di cioccolato. Perché? Perché questa fermentazione diminuisce e annulla i pH, si trasforma in alcol, come sapete grazie all'azione di lieviti che naturalmente sono nella buccia, e poi si trasforma in acetico e quindi riesce a sciogliere questa sostanza mucilaginosa che da questi cassoni scende in forma liquida dal fondo, ma in superficie si riuscirà a salvare queste fave che poi vengono spostate in tavole di essiccamento, vengono portate al sole artificialmente, nel senso che ci sono degli ambienti come queste serre dove naturalmente viene sfruttato il sole, ma il compito qui è quello di togliere l'umidità principalmente. Togliere l'umidità di queste fave, che sono comunque delle fave che ancora in questo momento non profumano di cacao, non profumano di cioccolato. Per profumare di cioccolato o di cacao dovranno essere tostate. È pur vero che vengono in questo momento poi sempre nella zona equatoriale pulite, selezionate, vengono setacciate e spesso i committenti, cioè coloro che acquistano queste fave, sono presenti personalmente con le proprie equip per il controllo di qualità. Controllo di qualità di queste fave che in questo momento sono estremamente pulite. Devono essere quindi, come si può dire, spedite per un lungo viaggio di destinazione. Perché? Perché laddove raggiungeranno la meta verranno quindi tostate, verranno sbriciolate e potranno essere trasformate in cioccolato, quindi trasformate in come si può dire, in una polvere che conosciamo anche, ma sarà la base di tantissimi dolci che avranno quelle caratteristiche di cui parlavamo prima, quella tendenza marognola, quella succulenza e quella potenza e questa persistenza. Pensate che ancora oggi il cacao o comunque le fave di cacao sono quotate in borsa, cioè sono elementi determinanti per la quotazione in borsa, anche paragonabile anche ad altri elementi della quotazione in borsa. Quando raggiunge invece la meta di destinazione, le aziende che accolgono questi sacchi procedono alla tostatura. Finalmente cominciamo a sentire gli aromi come se fosse il caffè, come se fosse, insomma, siamo abituati in Italia alla tostatura del caffè, no? Anche nelle caffetterie. Bene, in alcuni casi è evidente che ci sono delle fabbriche di cioccolato dove si sente già all'esterno il profumo del cioccolato. Qui cominciamo a sentire i profumi del cacao, del burro e quindi anche i profumi di quelli identificabili in quello che è il contesto di cioccolato. È vero che dopo la tostatura si procede a realizzare una granella, cioè cominciamo a spaccare, frantumare queste fave. Queste fave che le avevamo conosciute in una cabossa, ma qui arrivano pulite, essiccate e soprattutto tostate. È importante in questa fase cominciare a sgretolare e la capacità di questa fava è quella di avere una capacità di rendersi quasi talmente fina che è impalpabile. Questa sua caratteristica è proprio la caratteristica di quello che è il cioccolato, scusate, il cacao in polvere. Ma vediamo come. Il processo è un processo di molinatura. Segnatevi questa parola. Perché? Perché io prendo queste fave,
le posso cominciare a sgranocchiare, a frantumare, a renderle granella, ma comincerò a pestarle con dei mulini pesantissimi al punto che riuscirò a produrre una specie di poltiglia. Ma questa poltiglia in realtà è una poltiglia che non trova collocazione nell'industria, non trova collocazione nella pasticceria. Perché? Perché è una poltiglia costituita da polvere di cacao, ma anche da grassi. Cioè, questa poltiglia, questa granella è ricca di grassi vegetali, in particolare è ricca di burro di cacao. Ma qual è la percentuale di burro di cacao e di polveri di cacao in questa poltiglia? È difficile, quasi impossibile da calcolare, o meglio, è difficile da gestire nell'industria dolciaria, è difficile da gestire nella pasticceria. Io quindi sono costretto, attenzione, a trovare il modo di separare la polvere di cacao dal burro di cacao e poi in un secondo momento posso mescolare nuovamente polvere di cacao e burro di cacao nelle percentuali che andrò a definire. Attenzione, questo è un elemento importante. Cioè, prendo questa poltiglia, la porto ad una temperatura di riscaldamento fino, va bene, a 80 gradi centigradi. La porterò a comprimere all'interno di una pressa, andrò a separare la polvere di cacao dal burro di cacao che, sciolto, si separerà naturalmente. Quindi andrò a produrre due sostanze, la polvere di cacao e il burro di cacao. E poi nell'industria dolciaria e nella pasticceria posso rimescolarli per ottenere cioccolati con percentuali diverse. Ecco che allora spesso troviamo insomma, nelle tavolette di cioccolato, troviamo cioccolato al 70%, al 50%, all'80%, è la quantità di polvere di cacao all'interno. Ma attenzione, il burro di cacao deve essere gestito. Deve essere gestito e soprattutto separato o rimescolato in seconda battuta. Ecco allora il burro di cacao che vediamo qui. È un burro di cacao che in realtà viene utilizzato evidentemente per la produzione di cioccolato, ma viene utilizzato anche nella cosmesi, in alcuni casi addirittura in qualche prodotto di farmacia, quindi nell'ambito farmaceutico. È un colore giallo, solidifica a 17 gradi, fonde a 36 gradi. Fonde a 36 gradi. Fonde a 36 gradi, cioè fonde alla temperatura della nostra bocca. Ecco perché il cioccolato nella nostra bocca si scioglie in maniera naturale. In effetti l'invito che vi farò alla fine è quello di provare a prendere del cioccolato, metterlo in bocca e non masticarlo. Cioè abbiate la pazienza di attendere che un pezzo di cioccolato possa sciogliersi naturalmente in bocca senza essere masticato. Questa è una delle esperienze più belle che faremo quando ci vedremo in presenza. Quindi comincio a pensare a questo punto di staccarmi dalla polvere di cacao e comincio a progettare il cioccolato. Perché? Perché il cioccolato è rimescolare di nuovo quella polvere di cacao con quantità di burro di cacao diverse, ma anche posso aggiungere altri ingredienti. Quindi la pasta di cacao, che è quella polvere di cacao, viene portata all'interno di un macchinario chiamato concaggio. L'operazione in questo momento è quello che viene chiamato il concaggio, cioè mescolo e pesto per molte ore la pasta di cacao e altri ingredienti, burro di cacao e anche altri ingredienti. Ci sono dei cioccolati che non fanno il concaggio. Per esempio il cioccolato di Modica non fa il concaggio. Non so se lo conoscete, è un cioccolato che si sente all'interno la granulosità delle parti di zucchero. Per cui attenzione, il concaggio è un elemento che in questo momento caratterizza la stragrande maggioranza dei cioccolati che in questo momento abbiamo in commercio.
Ecco che allora abbiamo capito cos'è il cacao, la polvere di cacao, da dove arriva, e quindi abbiamo capito però che cos'è il cioccolato, perché il cioccolato è questo mix di pasta di cacao, cioè la polvere di cacao, con il burro di cacao, lo zucchero e anche altri ingredienti, perché qui possiamo aggiungere la vaniglia, posso aggiungere anche altri ingredienti, posso realizzare quello che in questo momento è il cioccolato. Cosa posso realizzare? Posso realizzare tavolette, posso realizzare preparazioni artistiche, ma io devo questo cioccolato renderlo stabile nella sua vita commerciale. Cioè, la sua vita commerciale è la vita che consente a tutti noi di poterlo assaggiare. Per poter quindi avviarlo a quello che è una stabilizzazione della sua vita commerciale, io devo fare l'operazione di temperaggio, cioè lo devo scaldare, renderlo fondente e poi portarlo a una temperatura di raffreddamento inferiore ai 26 gradi. Renderlo stabile a 26 gradi, va bene, la sostanza che in questo momento troverò come cioccolato fuso diventerà quindi cioccolato da fondente a solido e lui diventerà stabilmente commerciabile. Guardate, 26 gradi, 28, vedete, temperature, la sua vita è una vita che può rimanere attorno ai 30-32 gradi, no, non può andare oltre, altrimenti si scioglie. Ecco perché difficilmente nell'area tropicale possiamo realizzare del cioccolato, seppure è possibile, evidente, ma in quella zona tropicale io vado a realizzare la materia prima, cioè le fave di cacao che prenderanno un lungo viaggio raggiungendo il nostro continente, dove attraverso l'industria potrò realizzare quello che in questo momento conosciamo come cioccolato. Variando il cacao minimo, il burro di cacao, posso realizzare una pseudo classificazione in base alle percentuali di cacao. Cioccolato al latte finissimo, cioccolato fondente, finissimo, cioccolato extra. Questa è una tabella che avete anche nel vostro testo. Tenete in considerazione che il cacao minimo oltre il 45%, siamo di fronte a un cioccolato di fatto chiamato finissimo o cioccolato extra. Tavolette, cioccolatini, creme da spalmare, uova di cioccolata, snack, insomma l'ambito di quello che è il cioccolato nella nostra vita ci tocca sempre. Ci tocca e ci avvolge, ci avvolge perché come dicevamo prima ci fa star bene. Adesso è importante a questo punto focalizzare come si realizza la polvere di cacao e come si realizza poi il cioccolato. Quindi che cos'è il cacao? Che cos'è il cioccolato? Come si produce e da dove deriva la polvere di cacao o pasta di cacao? Come si realizza, ecco, anche il cioccolato. Vediamo adesso, e quindi Sandro ti chiedo di tenere il microfono aperto così mi dai un feedback. Ci sei? Sì. Ok, io adesso avvio un video che non senti la musica, vero Sandro? No, no, non si sente. Allora, non si sente la musica, ma non preoccupatevi, vediamo assieme, io commento assieme a voi questo video. Allora, abbiamo detto che il cacao ha origini in zone tropicali. Abbiamo parlato di varie coltivazioni, abbiamo visto quali sono i paesi principali e la zona di produzione è proprio quella della fascia equatoriale. Equatoriale perché le condizioni sono tali per cui alcune piante, e le stiamo intravedendo, sono particolari, ecco, e quindi ci troviamo di fronte a un fiore di cacao, guardate che bello, e questi sono i frutti di cacao. Questi frutti di cacao vengono raccolti e vengono tagliati a mano. Ecco qui le fave. Criollo, trinitario, forastero. Il criollo, come vi dicevo, da cercare, non si trova facilmente. Ecco, queste sono delle barbatelle, noi siamo abituati alle barbatelle dell'uva. Guardate qua che belle, sono le barbatelle di cacao. La raccolta a mano. Allora, la raccolta a mano si realizza con delle macete e quindi poi vengono raccolte e poi spezzate.
come dicevamo, fino a 80 cabosse, e questa è l'operazione che manualmente viene fatta. Ok, vedete com'è mucillaginosa la sostanza che avvolge queste fave. Andiamo a vedere la fermentazione. Fermentazione ed essiccazione. Abbiamo visto che la fermentazione crea come dei precursori aromatici. Poi però bisogna, dopo la fermentazione, provare anche ad essiccarlo al sole. Vediamole. Eccola qui. Qua siamo all'interno di una vasca di fermentazione. Tutto molto evidentemente mucilaginoso, umido. Qui si trasforma in fermentazione, abbiamo detto il pH viene abbattuto, alcol acetico, e quindi demolizione di quella mucillagine. Questa mucillagine poi viene eliminata per percolazione e nello stesso tempo spostata quindi su queste tavole di essiccazione. È un lavoro che dura un po' di giorni, perché dura dagli 8 ai 15 giorni, ma ogni giorno a mano vanno mossi per evitare fermentazione o comunque attacchi batterici. Controllo a mano, e questo è il lungo viaggio, vedete? Lungo viaggio presso questa azienda. Questo è un video che ho trovato su internet e che può essere utile e recuperabile da chiunque. Poi però questi sacchi essiccati, controllati nell'umidità, devono prendere il loro viaggio e raggiungere di fatto il nostro continente. Qui ha raggiunto quindi un'azienda del continente europeo. Ulteriore pulitura, controllo di qualità, è evidente. E qui pre-tostatura e tostatura. Qui si realizza il profumo, si realizza l'aroma, si realizzano quelle che sono le caratteristiche aromatiche di una fava di questo tipo, e poi vengono rese granelle e quindi tostate, ma poi in una specie di mulini viene pressato e resa infinitesima. Viene macinata la granella quindi e si trasforma pian pianino in una sostanza, ma deve essere separato. Quindi questa sostanza, di fatto la pasta di cacao, viene spremuta e devo separare il burro di cacao. Eccolo qui. Guardate questa immagine importante. Il burro di cacao, questa invece sotto è la pasta di cacao asciutta senza burro. Quindi questa poltiglia diventa da una parte liquida, burro di cacao, pasta di cacao, posso aggiungere lo zucchero e posso finalmente, aggiungendo anche altri ingredienti, realizzare il cioccolato al latte, cioccolato fondente, o posso aggiungere anche altri ingredienti come le mandorle, come altre cose. Quindi in questo momento possiamo anche pensare di mescolare nuovamente burro di cacao e pasta di cacao, e quindi dopo il concaggio realizzare quelle che sono le tavolette che poi tutti noi conosciamo, che tra un po' vediamo. Ecco, posso aggiungere vaniglia, posso aggiungere aromi, posso aggiungere anche altri ingredienti. Temperaggio, eccolo qui, quindi stabilizzazione commerciale, e poi qui cominciamo a dargli la forma. Ecco le tavolette di cioccolato. Queste invece, vedete, queste fave piccole si usano moltissimo in pasticceria, le usiamo tantissimo in pasticceria, sono comodissime, ma posso realizzare le barrette che poi vengono vendute, insomma, nelle pasticcerie. Ecco qui, questi qui sono confezionamento, e abbiamo realizzato ciò che conosciamo, cioè il cioccolato, che può essere evidentemente fondente con percentuali diverse, percentuali quindi che possono variare dal 50, 70, 80, e quindi posso realizzare quello che tutti amiamo, la barretta di cioccolato che ci aiuta un pochino e ci tira su. Va bene? Si è capito? Dammi un ok. Tutto perfetto, confermo, grazie. Bene, dai. Allora, adesso proviamo a pensare di guardare il cioccolato dal punto di vista del sommelier. Cioè, qual è il percepito?
Qual è il vino da poter abbinare al cioccolato? Qual è quindi quell'equilibrio armonico che abbiamo come la necessità di individuare e di scoprire? L'idea è quella anche di poter analizzare con voi, seppur, ripeto, online, quali sono le sensazioni gusto-olfattive principali del cioccolato. Allora, amici, avete la scheda. Abbiamo già visto la volta scorsa che dal mio punto di vista, o meglio, dal punto di vista di quello che è la teoria e la pratica dell'abbinamento armonico dell'Associazione Italiana Sommelier, è quella di tradurre una percezione in un numero che poi può essere applicato a quello che è lo schema di abbinamento cibo-vino che ormai conosciamo e che abbiamo conosciuto bene. Poter dire untuosità 4, acidità 6, alcolicità 8 non ha senso, come già vi ho detto la volta scorsa, ma è importante pensare al percepito. Allora, la volta scorsa vi dicevo, occhio, io devo entrare nel merito di ognuna di queste sensazioni gusto-olfattive, capire se è poco percettibile, abbastanza o molto percettibile, fino a molto percettibile, e poi attribuire un numero. Quindi, amici, partite sempre se è o non è percettibile. Questo è il ragionamento che vi chiedo di poter fare. Che spiega bene questo aspetto è la pagina 52-54 del vostro testo. Mi permetto, segnatevi queste due pagine, 54-52, dalla 52 a 54. Qui è spiegato bene cosa vuol dire percezione, come si traduce in un numero. Perché attenzione, poter dire, ripeto, untuosità 4 non ha senso. Devo dire untuosità abbastanza percettibile 4. Partite sempre dalla percezione. Poi suggerisco, studiatevi o ripassatevi la pagina da pagina 120 a pagina 125 del vostro testo, perché ci sono dei casi pratici. Ci sono dei casi pratici. Non solo, date un'occhiata a tutti quei casi pratici che ci sono da pagina 449 fino a 470 e fate una prova a casa. Io suggerisco, sono importantissime le cene didattiche che facciamo, anzi, come dicevo, sono una novità assoluta, perché non ci soffermiamo solo sul singolo cibo, ma guardiamo l'insieme della cena e anche creiamo amicizie ed associazione. Ma poi dovremo tra pochi giorni affrontare un esame. Quindi suggerisco, fate esercizio a casa. Come? Proviamo a seguire quegli esempi che sono pratici nella parte finale del testo e magari li realizziamo a casa. Cioè, una pasta al pomodoro, do un'occhiata al testo, me la faccio a casa, prendo una lasagna, prendo della carne, prendo del cioccolato. Proviamo assieme a cercare di realizzare anche a casa, proviamo a cercare assieme di ragionare assieme, ma a casa di fare dell'esperienza pratica. Ecco, come fare un po' di allenamento, non lo so, ecco. Per cui abbiamo visto in questa scheda che c'è qualcosa che è un errore. Che cos'è un errore nell'abbinamento cibo-vino relativo ai dolci? Attenzione, abbiamo detto di non valorizzare mai la tendenza dolce, perché abbiamo già visto che la tendenza dolce appartiene ai piselli, alle carote, ok, un po' alle patate cotte, però attenzione, e la pasta, ma la tendenza dolce non dobbiamo valorizzarla, ma andiamo a valorizzare invece nelle preparazioni dolci la dolcezza, che è diverso. Ma la sensazione gusto-olfattiva caratteristica del cioccolato, che cos'è? La tendenza marognola. Ok, amici? La tendenza marognola è una caratteristica unica nel panorama dei dolci, ma io devo guardare il percepito. Non ho solo amaro, avrò prevalentemente dolcezza, altrimenti non staremo parlando di dolci, ma c'è una componente di tendenza marognola. E quindi la tendenza marognola con che cosa va in abbinamento? Va in abbinamento con la dolcezza e la morbidezza.
sto tentando assieme a voi di scoprire che vino ci starebbe bene col cioccolato. Quindi ho una tendenza marognola? Mi serve un vino dolce e di estrema morbidezza. Quant'è sta tendenza marognola? Oh, amici, abbiamo detto che possiamo aumentare la percentuale di pasta di cacao fino ad arrivare al 99%. Quindi vuol dire una tendenza marognola potente. Ma allora potente deve essere la sua dolcezza e la sua morbidezza. Non posso utilizzare un vino dolce poco dolce, ma per contrastare questa tendenza marognola avrò bisogno di dolcezza estrema. Non solo. Altra caratteristica invece è la succulenza. Vi invito già stasera, se l'avete a casa, un pezzo di cioccolato fondente e provate a deglutirlo senza, senza produrre saliva. Impossibile. Il cioccolato chiede una succulenza estrema, enorme, cioè non solo abbastanza percettibile, ma è una succulenza enorme, nel senso che vi chiederò di provare ad assaggiare il cioccolato, non masticare e guardate con la vostra testa cosa sta producendo come ghiandola salivare, le vostre ghiandole salivari, una quantità enorme. Ma la succulenza andrà in abbinamento con alcolicità estrema. Quindi, succulenza estrema, alcolicità estrema. Pensate, sto parlando di cioccolato fondente, non di preparazione al cacao, quindi non un dolce al cacao, ma sto parlando di cioccolato fondente, tendenza marognola, dolcezza e morbidezza. Succulenza estrema, alcolicità estrema. Quindi attenzione, ho bisogno di un vino con alcolicità, ma dolcezza e morbidezza estrema. Quindi è già un parametro importante. Non solo, il cioccolato una volta deglutito non finisce mai. Non finisce mai. Non finisce mai, quindi avrò bisogno di intensità gusto-olfattive, di persistenze aromatiche intense. Quindi, attenzione, avrò bisogno, nei casi estremi, di persistenza gusto-olfattiva, di speziatura, di aromaticità, anche di intensità gusto-olfattive estreme, di persistenze aromatiche estreme. Quindi il cioccolato può, attenzione, avere delle caratteristiche estreme e quindi estreme deve essere quel vino. Il cioccolato può essere anche semplice? Certo. Può essere un cioccolato bianco? Semplice? Certo. Avrò sempre una succulenza più ridotta, quindi avrò un'alcolicità come necessità ridotta, avrò una tendenza marognola praticamente inesistente, ok? Ma avrò per esempio delle dolcezze estreme nel cioccolato bianco, quindi avrò bisogno di cercare comunque dolcezza e morbidezza. Avrò un ridimensionamento della persistenza gusto-olfattiva e potrò ridimensionare l'intensità gusto-olfattiva. Ma attenzione, il cioccolato fondente porta il nostro grafico ad avere un bisogno di un vino con alcolicità, dolcezza, intensità gusto-olfattiva estrema. Quindi la caratteristica di un vino deve essere di elevata morbidezza, complessità, struttura, titolo alcolometrico, tannini morbidi, elevato residuo zuccherino, intensità gusto-olfattiva, persistenza. Mamma mia, e che vino è questo? Che tipo di vino può essere? Sono dei vini che a volte possono essere collocati anche nei vini speciali. Cioè sono dei vini che si staccano un po' da quello che può essere anche il vino, tra virgolette, normale, ma a volte abbiamo bisogno di alcuni vini speciali. Pensate che una delle preparazioni che per esempio abbiamo in Italia come caratteristica nella pasticceria sono le pralline. Le pralline all'interno hanno un distillato, cioè è un cioccolatino con all'interno un distillato. Io dico sempre, se troviamo un distillato non c'è vino che tenga, e quindi accompagniamo l'eventuale prallina con quel distillato, che ha all'interno quel distillato, accompagniamolo con quel distillato con cui è stato prodotto. Una prallina rum, un babà rum, scusate, un cioccolatino cuneese a rum, io potrei accompagnarlo con
un goccio di rum volentieri. Quindi stiamo parlando di estremi. Tra un po' vedremo invece come proviamo a collocare dei vini su alcuni esempi che faremo tra un attimo, partendo da una preparazione semplice fino a una preparazione più complessa. Adesso però vi chiedo, prendete la vostra scheda abbinamento cibo-vino. Non so se mi si vede dall'immagine. Prendetevi la scheda cibo-vino, eccola qui, ok? Ce l'avete o nel libro oppure nell'ultima pagina del quaderno degli esercizi, quello grigio. All'interno, insomma, aprite e quindi lo trovate. Facciamo un riepilogo veloce di quelle che sono le sensazioni principali gusto-olfattive anche nel mondo delle preparazioni a questo punto, e quindi non solo di cioccolato, ma anche di un dolce al cioccolato. Quindi, dolcezza, attenzione, c'è sempre. La dolcezza è sempre una caratteristica di una preparazione dolce. Se non fosse dolce non potremmo chiamarla dolce. Se fosse prevalentemente salata o prevalentemente, non so, acida, sarebbe un'altra cosa. Una preparazione dolce quindi deve avere la sua percezione principalmente della dolcezza. Quindi la dolcezza, attenzione, abbiamo già detto nella lezione scorsa dei dolci, si abbina con dolcezza del vino, dolcezza del cibo, dolcezza del vino. Secondo, tendenza acida. Posso trovare una tendenza acida in una preparazione con cioccolato e quindi un dolce al cioccolato? Certo, è proprio la caratteristica della Sacher Torte, per esempio. La Sacher, che è questo dolce che vediamo qui in fotografia, ha di solito nella ricetta base una distribuzione di confettura di albicocche che nell'assaggio può darmi la tendenza acida tipica di questa confettura. Marmellate, confetture, frutti di bosco, sono tutte farciture che possono avere la tendenza acida. Quindi non solo dolcezza, posso avere tendenza acida. La tendenza acida, va bene, ce l'avete in basso a sinistra, date un'occhiata, va in abbinamento con la morbidezza del vino. Posso avere la tendenza amara? E come nel mondo del cioccolato abbiamo visto che la tendenza amara è caratteristica del cioccolato. Variabile, è evidente. Abbiamo visto il caso estremo prima, ma potremmo avere per esempio una tendenza amara lieve, magari assente se abbiamo dei cioccolati bianchi. In questo caso, con questo dolce, la tendenza amara dovrà essere abbinato con un vino con estrema morbidezza. Grassezza, è possibile trovare una grassezza nei dolci al cioccolato? Certo, guardate questo dolce al cioccolato che è praticamente con questa farcitura, probabilmente con una crema mascarpone e panna, sicuramente abbiamo una grassezza. La grassezza poi la troviamo anche in un dolce senza crema, attenzione al mascarpone. Perché? Perché comunque la presenza nell'impasto di tuorli d'uovo possono poi, una volta masticati e mescolati con la saliva, avere, come si può dire, recuperare quella grassezza che è tipica proprio dell'impasto originale, seppur preparazione cotta. Succulenza e come? Abbiamo detto che è una delle caratteristiche più importanti o meglio estreme dei dolci al cioccolato. Una succulenza indotta che può essere anche intrinseca. Questo in basso a destra è un tortino cuore caldo che può avere una succulenza anche intrinseca, cioè posso trovarmi questa succulenza o meglio questa presenza di liquidi all'interno. Ma nella stragrande maggioranza, attenzione, ci troviamo di fronte a quello che può essere invece una succulenza indotta. E qui veramente io vi chiedo, quando provate già stasera del cioccolato, a guardare la succulenza con i vostri occhi, cioè guardate ciò che accade nella vostra bocca. Aromaticità importante, infiniti profumi, speziature, non solo, siamo di fronte anche a, come si può dire, a potenze, perché la persistenza gusto-olfattiva va abbinata con la persistenza aromatica intensa. Un dolce al cioccolato, una volta deglutito, non finisce mai, cioè ha una sua persistenza enorme. Questa persistenza deve essere accompagnata con un vino di uguale, se non superiore addirittura
persistenza gusto olfattiva e aromatica intensa. Questa è una piccola scheda che abbiamo già visto la volta scorsa, ho pensato di riproporvela. È una scheda che riepiloga, magari fate tesoro di questa scheda qui, ma riepiloga alcune, come si può dire, caratteristiche, ecco, di quello che è il cioccolato, perché la grassezza ce l'abbiamo col burro di cacao, ma possiamo averla anche con una farcitura. La succulenza, attenzione, alcolicità importante. E poi abbiamo pensato di evidenziare quella tendenza amara che è tipica del cioccolato con una morbidezza importante. Ok? E ricordiamoci questa sua persistenza gusto-olfattiva con questa intensità, anche persistenza aromatica intensa, intensità gusto-olfattiva, perché l'aromaticità, la persistenza gusto-olfattiva deve essere accompagnata da potenza del vino, potenza del dolce, potenza del vino. Adesso mi permetto di avviarmi verso la conclusione, ma mancano ancora 10 minuti, ma questo è un aiuto, cioè sono dei suggerimenti. Partiamo da un dolce semplice fino ad arrivare a un dolce complesso e suggerisco alcuni vini. Questo può essere comodo, insomma, per voi, ma proviamo a darci come obiettivo di cercare questi vini. Ecco, non li assaggeremo tutti, è evidente, no? Però, insomma, segnatevi questa cosa qui, è utilissima, ecco, per non cadere nella banalità. Nel senso che la banalità deve sempre combaciare con l'equilibrio della propria casa, della propria famiglia, perché ci sono anche degli abbinamenti di tradizione, degli abbinamenti magari della propria casa, ci sono degli abbinamenti anche di valorizzazione del vino rispetto al cibo, del cibo rispetto al vino. E poi ci sono degli abbinamenti, come dicevo, di tradizione. In alcune zone, sia nel Veneto come in Piemonte come in Sicilia, probabilmente si tende, ecco, ad utilizzare magari, non so, i dolci locali. Ebbene, vi invito per esempio a cercare i vini dolci del Veneto, cerchiamoli, ponetevelo come obiettivo, insomma. Magari è più difficile cercare, non so, dolci di altre regioni, magari difficili da recuperare se non attraverso magari negozi specializzati o online. Ma quelli che sono nel Veneto, proviamo a porcelo come obiettivo. Cerco, scusate, bevo un goccio d'acqua. Provo a cercare ci sono, scusate, provo a cercare i vini dolci del Veneto. Allora, qui vediamo vari vini, non solo quelli del Veneto, ma partiamo da un dolce più semplice, una merigata al cioccolato, un vin santo, una bavarese con cioccolato bianco, il nosiola superiore dolce, che sono quello che viene chiamato anche vin santo dell'Alto Adige, una bavarese con 3 cioccolati, con il Madeira. Insomma, stiamo parlando di vini di estrema morbidezza, ma con una potenza adeguata. Non solo, aumentiamo. Bavarese al cioccolato fondente, Elba Aleatico Passito. Tutto il mondo dell'Aleatico coinvolge tutta la Toscana meridionale, l'isola d'Elba, fino ad arrivare all'interno dell'Aleatico che è presente nel Lazio. Ma possiamo parlare di un Moscato Rosa, Lacrima di Morro d'Alba Passito, Vin Santo Occhio di Pernice con una crostata al cioccolato. Cerchiamo questi due vini che sono veramente bellissimi da abbinare anche al cioccolato. Bonnet piemontese. Allora, sulla Bonnet piemontese io per carità ho messo questo Moscat de Rivesaltes, però Rouge. Però insomma la presenza del rum, non so se avete mai provato a farlo, questo dolce insomma piemontese tipico, questa Bonnet piemontese a me piace abbinarla con qualche goccia di rum, ecco. Diverso invece la torta Sacher. Sherry, ma non è un sherry distillato di ciliegie, ma il sherry vino di Jerez della Frontera, quindi un Pedro Jiménez per esempio con la Sacher è un ottimo abbinamento. Ma non solo,
possiamo anche cercare altri vini, attenzione, perché l'Aleatico di Gradoli, il Recioto della Valpolicella, il Porto, ecco, il Porto potrebbe essere veramente, come si può dire, anche un ottimo abbinamento con questa tipologia di dolci. Poi aumentiamo ancora di più. Abbiamo il tortino caldo? Bene, il Recioto della Valpolicella, che conosciamo tutti, credo sia un ottimo abbinamento. Perché? Perché abbiamo anche una componente, cioè succulenza indotta e intrinseca. Il Recioto della Valpolicella, estremamente morbido, potremmo trovare una piccola tannicità latente. Così pure anche un raboso passito, c'è questa tannicità presente. Allora quando abbiamo succulenze di questo tipo, non solo indotte ma anche intrinseche, potremmo trovare un abbinamento veramente perfetto. Torta di nocciole al cioccolato. Qui ci spostiamo in Francia, una Aussie Banyuls. Banyuls, una volta dicevamo, è l'unico vino per il cioccolato. Per fortuna non è solo l'unico vino, ma sicuramente è un'esperienza da fare. Ecco. C'è un interessante anche vino nella tradizione italiana che è l'ala a marascato, cioè sono dei vini speciali, va bene, dove vengono di fatto fermentati o meglio vengono preparati anche con delle marasche e quindi hanno questo aroma di ciliegia con percentuali di volume d'alcol anche importanti che possono sicuramente essere abbinate quando troviamo un cioccolato fondente nella torta alle nocciole. Stiamo andando ancora più su come potenza, vedete? Un pan pepato. Pan pepato devo entrare in un contesto di Sagrantino Passito, Montefalco Sagrantino. Pan pepato all'interno, capite, la mandorla, le speziature, la cannella, poi c'è un'evoluzione straordinaria, insomma, anche di cioccolato, insomma, siamo di fronte a grandi potenze. Quindi devo avere grandi potenze. Interessante per esempio il Barolo chinato, che è un vino chinato tipico anche di tutta l'area piemontese. Si trova anche nei nostri negozi, quindi è facile. Adesso da trovare. Adesso però mi sposto in un contesto opposto, cioè da estrema potenza a estrema semplicità. Il cioccolato bianco può essere abbinato così, insomma, al vino. C'era qualcuno che mi pareva nelle chat avesse scritto qualcosa di questo tipo. E qui qual è la caratteristica del cioccolato bianco? Il cioccolato bianco è la sua discrezione. Abbiamo una presenza di dolce, abbiamo un'aromaticità delicata, abbiamo, attenzione però, succulenza importante, ma attenzione, manca la tendenza marognola, ma abbiamo la dolcezza, che a volte è anche più spinta, più importante, ok? Qualcuno mi sta scrivendo cioccolato bianco e Kriek, attenzione alla Kriek però, è un po' azzardato, l'acidità di quella Kriek, cioè la Kriek, la framboise, l'abricot, insomma sono birre un po' particolari, ma non è l'argomento di oggi, ma è l'argomento che vi invito a scoprire nella serata che sta organizzando Sandro Gallina a Venezia. Poi magari sulla birra, in conclusione, possiamo dire anche qualcosa sul corso del sommelier della birra che stiamo facendo. Cioccolato bianco, Alto Adige, moscato giallo. È un ottimo abbinamento. Anche il moscato di Trani. E perché no? Il Recioto di Soave, per esempio, che è quel vino che troviamo nel Veronese, ok? Di una complessità delicata straordinaria. Quindi occhio che abbiamo anche degli ottimi e dei grandi vini passiti che vi invito a cercare del Veneto. Cioccolato al latte, l'Aleatico di Gradoli, la Malvasia di Lipari. L'Aleatico, come dicevo, siamo nel Lazio e poi qui in Meridione con la Malvasia di Lipari, ma anche altri vini passiti del Meridione possono essere abbinati a un cioccolato al latte. Ma pensate che quando parliamo di cioccolato al latte possiamo mescolare nella fase di preparazione, nel concaggio, anche il caffè. Quindi diventano, come si può dire, cioccolati con aromaticità anche molto forti. Occhio che quando parliamo di aromaticità del cioccolato, quindi il caffè, magari delle mandorle, magari dei fichi secchi mescolati assieme, vuol dire che aumentiamo anche la loro potenza in termini di aromaticità. E poi però cioccolato fondente estremo.
E qui torniamo a quell'argomento che ha coinvolto un po' la nostra, a metà della nostra lezione, no? Quando ho detto, attenzione, il cioccolato fondente, quando supero quei 70% di cioccolato, entriamo in un contesto dove probabilmente il vino fa fatica e quindi devo entrare all'interno di quello che può essere un antico liquoroso amarascato, l'ala, oppure un barolo chinato, ma troviamo con queste succulenze estreme, con queste potenze estreme, la necessità a volte di poter abbinare il cioccolato a un rum, a un cognac o anche a un brandy importante, un Armagnac. Ottimo anche il Grand Marnier, attenzione, quindi ci costiamo addirittura dai distillati per entrare negli ambiti dei liquorosi, ma un abbinamento invece per quanto riguarda il vino con il cioccolato fondente, cercate lo Sherry Pedro Jiménez, ok? Ma non solo, mettete nel vostro calendario, ok, la possibilità di poter visitare il sud della Spagna e la zona, insomma, della produzione dello sherry, toccando con mano, ecco, queste botti e dedicateci una giornata intera a Jerez della Frontera, che è al di là del circuito del moto mondiale, è la zona straordinariamente potente dove si può preparare lo sherry Pedro Jiménez. Bene, pralline, le pralline, amici, non c'è vino che tenga. La pralina ha all'interno un distillato e quindi suggerisco di accompagnarli con il distillato con cui è stato prodotto sostanzialmente. Quindi posso avere un acquavite di frutta, una grappa, un cognac, un armagnac, un rum. È come la volta scorsa quando parlavamo delle bagne. Se ho una bagna, difficilmente riesco con un vino a superare la potenza di un'alcolicità, va bene, intrinseca di un distillato, capite? Bene, come si degusta invece un cioccolato fondente? Qui avremo modo in presenza di fare esperienza. Tuttavia, attenzione, il cioccolato fondente si assaggia con le orecchie. Ve lo lascio così un po' come suggerimento. Perché? Perché posso portarlo alle orecchie e ascoltare il suo snap, cioè il suo suono quando viene spezzato, che deve essere un suono acuto e nitido. Poi il tatto deve essere vellutato, l'olfatto aromaticità gradevole e poi attenzione, in bocca deve sciogliersi naturalmente a 37 gradi. Cioè vi invito a prendere del cioccolato, ascoltarlo con le orecchie, appena spezzato portatelo al naso cercando l'aromaticità del cacao, delle spezie, della vaniglia e delle tostature eleganti. Ecco, questo è un po'. Poi però portate in bocca e vi invito, così mi pensate, a non masticare quando mettete in bocca il cioccolato, va bene? Come si conserva il cioccolato fondente? No in frigo, attenzione, il frigorifero può essere dannoso. Dico può essere dannoso perché in alcuni frigoriferi ci sono le zone dove si può conservare insomma sopra i 18 gradi, in alcuni frighi. Nella stragrande maggioranza dei nostri frigoriferi in realtà insomma la temperatura va sotto i 14 gradi e si forma come questa inflorescenza, chiamiamola così, insomma, cioè si solidifica il burro di cacao e quindi va in superficie e si deteriora, quindi diventa un po' rancido. Quindi se potete tenete il cioccolato fondente fuori frigo in un ambiente fresco. D'estate non vi nascondo che è difficile e quindi bisogna cercare a volte dei posti in casa dove possa essere mantenuto a temperatura insomma fresca. Quindi cercate un po' voi. Attenzione al frigo e se possibile no frigo. Il percepito quindi del cioccolato, per concludere, dolcezza, tendenza acida, tendenza amara, la grassezza, la succulenza, aromaticità, persistenza, struttura del cibo. Siamo di fronte a un'espressività importante, per cui importante deve essere quel vino che parte da una dolcezza estrema, ma anche da un'alcolicità estrema e quindi da una morbidezza estrema. Piccolo riepilogo. Abbiamo visto i concetti base e abbiamo capito la differenza tra cacao e cioccolato. Abbiamo parlato del frutto, delle fasi di lavorazione, abbiamo parlato di percepito, parlando di dolcezza, tendenza amara principalmente, ma principalmente di succulenza e tendenza amara, che sono le due caratteristiche principali. Quindi vanno valorizzate sempre tendenza amara
o succulenza? Allora, occhio che la tendenza amara potremo anche non trovarla in alcune preparazioni. In tantissimi casi troveremo questa tendenza amara. Sicuramente avremo la succulenza, che può essere importante, e poi andremo a giudicare l'eventuale acidità, la grassezza, ma ci sarà sempre la sua aromaticità, la sua struttura e la sua persistenza. Le fasi, abbiamo detto che abbiamo conosciuto un frutto chiamato cabossa, ma all'interno ci sono dei semi che hanno una procedura prima di diventare granella, molinatura e pressatura. Perché questa poltiglia la andiamo a comprimere? La andiamo a comprimere per separare il burro di cacao dalla pasta di cacao, che poi nell'industria verrà rimescolata in proporzioni diverse. Ok? Questo rimescolamento in proporzioni diverse, anche grazie all'aggiunta di altri ingredienti, ci porta ad avere la realizzazione di cioccolati con sensazioni gusto-olfattive differenti. Ok? Poi vi lascio un compito per casa. Non so, Sandro, se qualcuno avesse preparato il dolce, ma mandami una foto, mi raccomando. Ma Poi te le giro. ecco, vi propongo anche un ciambellone al cioccolato. Anche questo è un dolce semplicissimo, fatevi una foto, piace alla famiglia ed è un dolce, come si può dire, anche di emergenza quando arrivano gli amici. Perché? Perché fate successo, è semplice, insomma, mescolate tutto quello che è scritto qui, insomma, dalle uova allo zucchero, un po' di cacao in polvere. Occhio al cacao amaro, mi permetto, una volta aperta la busta andrebbe consumato totalmente perché si deteriora facilmente. Quando a volte teniamo il cacao amaro in termini di polvere di cacao, lo apriamo e poi lo teniamo lì, non so, per un mese, poi dite, beh, faccio un altro cioccolato e utilizzo quel cacao che avete aperto un mese fa, metteteci il naso dentro. Attenzione, prima di utilizzare della polvere di cacao, metteteci il naso dentro. Se vi piace il naso vuol dire che è ancora buono, ma se è un profumo non gradevole, occhio che il dolce non sarà gradevole. A volte qualcuno prepara un dolce di cacao con il cacao e il dolce non è gradevole perché, attenzione, per realizzare un dolce di qualità servono gli ingredienti di qualità. Questo è un piccolo suggerimento. Quindi il miglior burro che trovate, la miglior polvere di cacao che trovate, la farina migliore che trovate, ok, le uova migliori che trovate. Va bene? Questo è un piccolo trucco di pasticceria. Un dolce buono si realizza se avete gli ingredienti buoni. Ok, amici? Abbiamo concluso questa lezione attesa, ok, che ci ha coinvolto tutti perché tutti amiamo il cioccolato. Siate ambasciatori del gusto cercando la percezione gusto-olfattiva. A voi, grazie, grazie, grazie.